E poi non avevo seguito. Ma quando mai che devo niente. Dimenticate che fa. Io non tira un po'. Ma che cazzo è? Ieri aspettavo ha toccato oggi. Bravo, al canale ci la partello con ufficio rosse, che non vanno poi vedono le cose conosce la ci muove Il calcio d'estate lo attendi, lo brami, il calcio d'estate tra ambizioni e sogni, il calcio d'estate è bello così per com'è, il calcio d'estate è caldo e relax, magari come in questa domenica soleggiata in cui settembre è vicinissimo, ma l'unico pensiero è quello di godersi gli ultimi scorci di agosto. Il nuovo inizio è arrivato, amici sportivi, stadio Salvatore Favatta di Terrasini, buon pomeriggio e buona domenica da Federico Caldarella. La stagione di eccellenza 2025-2026 si apre con l'andata dei 16esimi di finale di Coppa Italia Eccellenza, si apre con la sfida fra Partinico Dace e Montelepre. Il titolo di questo primo capitolo da scrivere per entrambe le squadre potrebbe essere un nuovo inizio, perché le delusioni possono trasformarsi in opportunità, perché sono due squadre che hanno vissuto stagioni diverse. Il Montelepre che vede la promozione ma si trova in questa categoria per merito sicuramente, anche se per via di ripescaggio stessa sorte per il Partinico Dace, che però è riuscito a creare una squadra sicuramente competitiva e con ambizioni a dir poco grandi per questa nuova stagione tra acquisti, tra uomini di esperienza e giovani promettenti. Squadre in campo: Partinico Dace che gioca con il consueto completo in maglia nero-verde, ma cambia i pantaloncini perché sono bianchi. Montelepre invece in maglia rosso-gialla ma con pantaloncini neri. Questo permette alla squadra di casa di adeguarsi con il pantaloncino bianco e calzettoni verdi. Squadre in campo strette di mano, terno arbitrale che ha già schierato le due disposizioni in campo davanti a una tribuna del Favazza abbastanza gremita. Verde. Vediamo brevemente tutte le formazioni. Tra i pali c'è Polizzi per il Partinico Dace, partiamo ovviamente dalla squadra di casa. Grillo col numero 2, il 3 Denis Di Mercurio, uno dei nuovi innesti più importanti sicuramente di questa sessione estiva di mercato, oltre ovviamente a Giulio Sanseverino, 3 presenze in Serie A con la maglia del Palermo, non ha bisogno di presentazioni. Il numero 4 nero-verde, il nuovo numero 4 nero-verde, Martignetti con la 5, Angelo Amico il capitano, Salvatore Rosone, poi Iva Lavardera proveniente dalla Don Carlo Misilmeri, insieme a Maltese, Caronia e Streberger. A proposito di nuovi arrivi promettenti a completare l'attacco nero-verde, per il Montelepre invece abbiamo Chimento tra i pali, ex Varnonval, Alessio Gambino, Ottavio Trentacoste, arrivo importante
per la squadra di Mister Guida. Valerio Fatta con la 26, Lindner al 25, Aldo Pericone dal Bagheria con la 40, Zambito col 27, Stefano Cernia 38 e poi Velardi, Maniscalchi e Morani rispettivamente con la 29, la 37 e la 28. Panchine numeroso ovviamente nel pieno della preparazione, nel pieno della stagione per le due squadre. Si deve aspettare intanto il check per cominciare, quindi formazioni che approfittano per girare il pallone e non stare fermi. Vediamo come partiranno le due squadre a livello di modulo, a livello anche di impostazione di gioco, perché è arrivato quello che da queste parti è sicuramente uno stratega, un grande allenatore d'esperienza e che ha calcato piazze importanti come Mister Pensabene, oltre ovviamente alla vicenda del Partito Dace che ha subito le dimissioni dello storico presidente Monteleone. Adesso c'è un nuovo presidente, quindi diciamo è un cambio solitario in tutto e per tutto. Quando c'è una stagione così piena di acquisti, piena di novità, si parte sempre comunque dalla società e il Partito Dace le ambizioni le è come. Vediamo invece come si comporterà il Montelepre. Adesso siamo pronti per partire, almeno così sembra, con il calcizio che verrà dato dal Partinico Audace, con Lavardera e Sanseverino sul pallone. Diciamo due perni importanti di centrocampo per i neroverdi. È partita la gara tra Partinico Audace e Montelepre, subito con la palla lunga a cercare Caronia, che non può arrivare, rimessa laterale per i giallorossi. Cerca la spizzata di Velardi che non trova nessuno in avanti. La possesso che può essere imbastito da Sanseverino. Che si appoggia su Grillo. Da Polizzi, perdone, che può andare lungo di testa. Pericone ha respinto, deve moderare questo pallone Sanseverino. Subito primi sprazzi di qualità per l'ex Palermo Calcio. Intervento qui di Morana a chiudere Salvatore Rosone, rimessa laterale a cura di Giuseppe Grillo, che va a cercare proprio Totò Maltese, altro innesti importante, classe 96, uno che ha fatto 80 gol e senza qui palla in verticale. Posizione dubbia di Rosone che si trova in rigore, mette il pallone dentro, deviazione, è tutto regolare e allora c'è il primo calcio angolo della partita dopo 1 minuto e 2 secondi. Primo corner, prima situazione, la pallina attiva per i neroverdi. Si vede, vero? Si vede. Così sì, come prima no. Ok, saltatori su tutti. Giganteggerà in aria la presenza di Angelo D'Amico, capitano della formazione di casa. Occhio ovviamente su Angelo Caronia, esterno sinistro di qualità ed esperienza soprattutto. Occhio anche alla presenza di Grillo là vicino, che può andare ad aiutare sul corto. Palla proprio per lui, che restituisce a Caronia, che deve controllare, finta, saltato Morana, sinistro in porta, è diventato un tiro, il fisso di Caronia che riceve comunque i primi applausi della sua gente, del Partinico Audace. Pallone alto sopra la traversa, si ripartirà con rinvio dal fondo per Valerio Chimento, che è uno dei portieri più promettenti di questo campionato, classe 2006, ex Parnonvalle. Valerio Fatta, comincia dal basso l'impostazione del Montelepre, poi palla lunga a cercare Velardi che controlla il pallone ma perde l'equilibrio. Allora Sanseverino gestisce bene questo pallone e poi ricomincia da dietro. Si va a vedere Strasberg, la palla invece è sventagliata, larga. Intervento di Linner a chiudere. Pardon, non Linner ma il numero 30 Ottavio Trentacosta, che gioca sulla 3 sinistro. Pallone ancora fuori dal campo, quindi arriva adesso tra le mani di Grillo, che cerca Strasberger, non lo trova, e poi Morana con una gran gestione del pallone trova Fatta, che manda in verticale, trovato Velardi che usa bene il fisico su D'Amico, poi Maniscalchi, nuovo acquisto del Montelepre, così come Pietro Morana, che prova subito ad accendersi. Fatta la chiama, lo ottiene il capitano del Montelepre, poi
30 coste. Ricomincia con pazienza da Perricone, autore di una promozione col Bagheria in eccellenza, però ha cambiato maglia, ma comunque gioca il campionato che ha dimostrato di meritare sul campo. Lancio lungo, l'anticipo pulito da parte di numero 3 Dennis Di Mercurio, che gioca sul lato sinistro, alto innesti importante sugli esterni, una difesa a 4. Tatticamente si vede quella del Particolare con Martignetti e D'Amico centrali. Grillo è Di Mercurio sugli esterni, proprio il numero 3 va dietro da Polizzi, che fa ordinari i suoi, poi cerca ovviamente il pallone lungo a cercare Ivan Lavardera, che si è aperto sull'auto di sinistra. Buon il controllo dell'ex Missile Mary. Sale proprio Di Mercurio che spinge, si fa vedere tra linee Caronia, la palla è ottima per il numero 10 che può inventare, rientra Caronia, occhio perché guarda la porta, rientra ancora Caronia, alto dribbling fino in fondo, poi va il cross per Strasberger, deviazione decisiva, ancora il pallone e poi Lavardera prova, rimbattuto poi Sanseverino. Due conclusioni murate, quella del Partinico Dace, ovviamente tutto parte, nasce grazie alla qualità di Angelo Caronia e poi rimessa per il Montelepre che subito va in difficoltà dopo 4,5, prima mezza occasione della gara. La testa di Martignetti, anche lui aveva ottenuto la Serie D sul campo proprio giocando in casa in questo campo al Favazza con l'Atletic, ma lui e Raimondi adesso hanno cambiato casacca e vestono quella nero-verde del Partinico Dace. Va a cercare Velardi, stavolta D'Amico prova a farsi valere, non c'è fallo su Velardi, alla Strasberger, poi in bastia ripartenza, ha cercato Maltese, dribbling che viene steso dal numero 25 Linner, calcio di punizione dai 25 metri, è una mattonella sicuramente interessante per i padroni di casa. 5,20 sono andati via e già qualche sprazzo soprattutto per la squadra di casa, che ha anche dalla sua parte un ottimo pubblico, oggi una cornice importante, la tribuna del Favazza riempita. Lavardera, Rosone, ma anche Caronia sul pallone, ci sono anche Sanseverino e Di Mercurio, di base poi ne calcerà uno, bisogna capire chi. Lavardera calcia molto bene, però Caronia ha un po' di mania di protagonismo a questo punto di vista, che sicuramente è la stella, l'uomo chiave. Intanto deve sistemare la barriera il direttore di gara. Alla fine Rosone e Lavardera, occhio anche agli uomini al limite dell'aria con la linea del Montelepre che viene tenuta alta. Rincorsa lunga di Lavardera, ha già fischiato il direttore di gara. Parte Lavardera! Forse la tocca chi mentre il calcio d'angolo, va calciato a meraviglia il numero 8 nero-verde, fa un miracolo di fatto Chimento. Ha preso la rincorsa lunga proprio per andare a calciare in questo modo, di collo pieno. E poi Chimento fa capire perché si tratta di un giovane promettente. 7° minuto, è arrivato anche il primo tiro in porta a questo punto per il Partinico Dace. Occhio al movimento di Strasberger, stretta la linea, Caronia in mezzo, Chimento esce a vuoto, non arriva nessuno su tutti i Maltese, era l'uomo più vicino, ma c'è un altro calcio d'angolo dall'altra parte del campo. Sempre Caronia, che stavolta va da destra a uscire. Solita linea stretta, poi si è ridosso della linea di porta, palla in mezzo a cercare Grillo, pallone allontanato da 30 costi. Due. Rosone. Palla che è forse uscita sull'appoggio, Morana protesta, si gioca con la palla di Sanseverino che sbatte sul numero 27, poi spedita in avanti a cercare Rosone che gioca di petto ma arriva l'intercetto del capitano Fatta. Velardi, stavolta gioca bene a due tocchi, lo scarico su Perricone adesso.
sventagliato a cercare 27, arriva la copertura pronta di sempre di Grillo su Zambito, con le mani 30 coste. Montelepre che prova ad avanzare a prendere un po' di campo, ma ci sono 2 palloni sul rettangolo di gioco. Adesso si può andare con la rimessa il numero 30 coste, che neanche a fare l'apposta il numero 30 sulla maglia. Velardi prova a lottare con D'Amico che prende posizione, poi addirittura di testa prova a tenere in campo questo play Velardi, che va a essere con l'arbitro per una trattenuta di troppo, ma tutto nei limiti consentiti. San Severino, c'è la Vardera che è onestamente troppo libero e riceve con calma. Caronia la fa passare, bene per Strasberger, anche lui troppo solo, prova la conclusione! Thomas Strasberger sull'assist di Caronia, ci pensa l'11 con una conclusione bellissima sotto la traversa, la prima firma del partito da 5 stagione, la firma, l'appena arrivato Strasberger, 1-0. John Francis Strasberger per portare avanti la formazione Roverde, 1-0. Ovviamente gli applausi del pubblico di casa per il numero 11 che ha trovato una conclusione di controbalzo balisticamente perfetta, e Chimento che sulla punizione di Lavardera aveva fatto un miracolo. Qui non può far nulla e il Partinico Dace dopo 9,5 la sblocca. Il Montelepre adesso alla strada in salita, ma diciamo che sin da subito la squadra di Pensa Bene aveva approcciato molto bene la gara, però arriva la reazione col pallone dentro per Maniscalchi che dai punta di Mercurio va al cross, secondo palo, colpo di testa dentro, Velardi da amico riesce in qualche modo a liberare quel disimpegno di Strasberger che si rende utile anche in fase difensiva, porta a casa una rimessa laterale, tendendo ancora di più gli applausi del Pavazza. La reazione tentata del Montelepre immediata, però si è comportata benissimo la difesa della squadra di Pensa Bene. Classe 2000 presentato come un innesto importante sicuramente Strasberger, probabilmente una stagione in cui ha fatto 9 gol e 10 assist, ruolo mezzala, diciamo che non è banale come dato statistico, e diciamo che ci ha messo nemmeno 10 minuti per prendersi il suo pubblico. Fa 6 la squadra e va a lungo al rinvio Polizzi, cercare Maltese che avrà questo duello interessante, ma c'è un mismatch tra lui e Perricone che va di testa, Morana deve mettere giù, spinta di Strasberger, calcio posizione. Fatta. Cambia lato perché non c'è nessuno da quella parte, Perricone un po' in difficoltà, deve andare dietro a Chimento che deve andare lungo a cercare sempre la palla per Velardi, che sembra essere la soluzione più utilizzata sin qui dal Montelepre in questi primi 11,40 di gara. Atterrato Cerniglia, calcio di punizione per la formazione in maglia giallorossa. Ha cercato la battuta rapida proprio Cerniglia, l'arbitro però dice che si deve aspettare il fischio e la palla deve essere messa a terra nella maniera corretta. Aldo Perricone, palla a metà strada, ci si avventa San Severino che trova l'autostrada per Caronia, e questa è una buona situazione per Angelo Caronia che va 1 contro 1. Vediamo se prende il destro, finta di Caronia che passa con numero, ancora Caronia prova a passare pure con un tunnel sul numero 24 che tocca per ultima, tiene pure in campo, pallone allontanato. Quando si passa alle parti di Caronia sono guai, o almeno possono diventarlo per il Montelepre. Le proteste di Cerny e di Alessio Cammino, che poco fa è andato a protestare, alla fine è uscito il pallone. Questo è il motivo delle proteste della squadra ospite che fa il suo esordio in eccellenza questo pomeriggio, perché l'arbitro aveva lasciato giocare, poi è tornato sui suoi passi, ha comandato
il quinto corner della gara per il Particolare. C'è battuto corto, occhio perché arriva Di Mercurio, il controllo di Dennis Di Mercurio, il destro smorzato da Morana, poi Chimento forse piomba addosso a Gambino senza fallo. Sanseverino, trovato Caronia che si tiene in posizione regolare, 1 contro 1, Caronia sposta e calcia, destro murato, Morana raccoglie questo pallone, lo gioca su Velardi, anticipo di Lavardera che è rimasto a presidio e va a chiudere, pallone in area di rigore, secondo palo per Rosone, troppo su Chimento e poi vuole andare velocemente da Trentacoste, fatta, fornisce appoggio, deve liberarsi la pressione di Streberger, poi Perrico, Gambino, anzi Linner ha cercato Gambini, invece arriva Maniscalchi a prendersi questo pallone, deve entrare in partita anche Ferdinando Maniscalchi. Chimento, fa la giocata su Zambito che poi ha scaricato, fatta, palla un po' scomoda, Perricone deve aggiustarla di testa, ancora Zambito, all'indietro da Linner, Gambino, larghissimo a destra, riceve con i piedi sulla linea, praticamente prova a dialogare con Maniscalchi che riesce a resistere alla carica di Lavardera e scaricare. Adesso il Montelepe prova a reagire, a fare la partita, ma è un gol sotto. Perricone, sinistro sventagliato, di testa va a chiudere Grillo. Sanseverino, forse c'è troppa libertà per i tre centrocampisti del Partito Dace ed è un problema perché c'è qualità là in mezzo e fin qui l'hanno dimostrato il trio Sanseverino, Streberger e Lavardera, che in particolare questi ultimi due hanno costruito insieme a Caronia la rete dell'1-0 del nuovo arrivato John Francis Streberger al 10°. Qui non si sono intesi Grillo e Streberger, allora può ripulire questo pallone Trentacoste. Fallo portato a casa da Velardi, calcio di punizione per il Montelepe. Cerniglia, apertura su Gambino, tutto rannicchiato dietro il Partinico Dace, palla intercettata da Martignetti. Sanseverino gioca subito su Maltese che ha spazio e qualità per girarsi, poi forse ha sbagliato la scelta di questo pallone. Trentacoste addirittura lo dribbla e può partire, lascia invece a Zambito che trova il corridoio un po' in ritardo, ma lo trova per Valerio, fatta forse in fuorigioco addirittura. Trentacoste che si è proposto in posizione di esterno alto, va a duellare con Grillo per ottenere la distanza numero 2, cerca di passare Trentacoste con un numero, ancora gran giocata come prima, poi Sanseverino ferma tutto, Streberger all'indietro, Martignetti nasce anche come laterale, quindi può approfittare di questa corsa, palla al piede, conquistando campo, qui l'ha fatta ma poi non ha trovato un compagno in verticale. 1-0 quindi quando siamo giunti al 17° minuto di gara. Sin qui la prima firma in maglia partinicese per John Francis Streberger. Chimento facendo i suoi di salire per andare a rinvio lungo, vediamo se la soluzione sarà sempre Velardi a spiazzare questo pallone, però questo pallone è corto e soprattutto basso. Sanseverino di controbalzo col compasso questo pallone per Toto Maltese che scarica su Caronia, che va a puntare Gambino, cross sul secondo palo, diventa un tiro, Chimento male, Rosone la schiaccia e la salva probabilmente sulla linea. Aldo Perricone, c'è stata un'occhiata dell'arbitro al guardaline, all'assistente, ma è tutto buono, ha salvato Aldo Perricone, ma che rischio per il Montelepre. Caronia fermato molto bene da Gambino, anzi da Linner che gli dice alzati, tunnel di Velardi su Gambino, arriva Grillo, il rimpallo colpisce Maniscalchi, occhio perché è 3 contro 3, Maniscalchi si accentra, l'uomo saltato, arriva Morana a supporto, la porta sul destro, prova Morana, calcia male sulla deviazione e può liberare la formazione Roverde, che però ha rischiato questa ripartenza rimessa laterale
per il Montelepre. Però Perricone eroico di fatto con quel salvataggio sulla linea, evitando il 2-0. Anche il Rosone sul pasticcio di Chimento non è stato sicuramente rapace, colpito male. Martignetti di testa, anzi di Mercurio. Maniscalchi controlla male, palla che è uscita sul controllo d'esterno, ma è uscita a favore dei giallorossi. Ancora Ferdinando Maniscalchi. La verdad non dai respiro, fatta con una grande imboccata per il movimento di Gambino, che va al cross basso per Velardi, ben appostato, c'è Di Mercurio che può allontanare, ci crede Maltese, fa guardia Linner che allontana. Gara d'andata. Questa poi tra una settimana il ritorno a Montelepre, però è importante partire con questo piglio. Ci sono un palinsesto importante oggi sul nostro canale Sportisi, il derby Bagherese tra 90-111 e Baghere Cittelle a proposito di squadre neopromosse, ma anche la grande sfida fra Don Carlo Lauri Misilmeri e San Giorgio Pena. Qui ha preso un colpo al ventre Steberger, il Montelepre gioca col dribbling di Maniscalchi che prova ad accendersi, arriva ai 20 metri, prova con quel sinistro largo, c'era Zambito, ha provato ad andare in porta Ferdinando Maniscalchi, ha calciato malissimo. Si era liberato bene, poi la situazione non era quella ideale per andare al tiro. Rinvio stavolta corto di Polizzi. Martignetti dal collega Gambino che può avanzare, cerca un sostegno, però alla fine va la palla lunga sul Rosone, fatta a tappare il buco, poi toccato a Rosone, calcio di punizione. Si avvicina Cerniglia, Perricone attende ancora un po'. Ilusec va la soluzione lunga, Cerniglia si allontana, però arriva fatta. Palla troppo lunga per 30 Coste, sprecata questa punizione di fatto, anche se ci crede Zambito, tocca per ultimo Grillo e allora il Montelepre con tenacia conquista il primo corner della sua partita al 22esimo. Morana già da un'occhiata in aria, fatta, chiede a Zambito di restare, sale ovviamente Perricone, anche Linner in aria. Novazzoni in particolare, c'è palla sul secondo palo però verso Perricone, grande uscita con personalità di Polizzi e poi ha qualcosa di a Perricone addirittura, che forse è andata addosso, ma in realtà la palla era a metà strada. Fatto sta che Polizzi se n'è un po' presa con centrale con il numero 40. D'Amico, avanza il capitano Roverde che poi frena e ricomincia proprio da Polizzi. Palla lunga dalle parti di Maltese, deve duellare con Linner, arriva lui prima, fatta sul blocco di Morana, può gestire questo pallone, lo fa benissimo giocando su Maniscalchi, attaccato alla Vardera, la tiene bene Maniscalchi che ruota di 180 gradi, poi non riesce a togliere il pallone alla Vardera, grande gestione del pallone da parte del 37, poi fallo commesso su Cerniglia. Fatta. Gambino a due tocchi su Maniscalchi, questa terra di Mercurio, faccio punizione. Fatta.
rischia un dribbling su San Severino, se la cava, poi Morana davanti a Rosone che lo tocca, calcio di punizione. Rosone che gioca molto interno comunque, nonostante sia esterno alto, sta dando una mano quasi come poi diventare un 4-4-2 in fase difensiva. Vediamo se andrà direttamente in porta. Pietro Morana. Maglia numero 28 per lui, classe 2002. La rincorsa sembra indiziarlo al tiro. Uno solo in barriera per Polizzi. Invece va in mezzo Morana a cercare Perricone di testa, fa la torre! Non può arrivare Velardi, però era interessante la palla di Morana da sfondi di Perricone. Poi non arriva nessuno sul secondo palo, comunque si era alzata la bandierina l'assistente per segnalare fuori gioco probabilmente di Velardi. Applaude comunque la palla del compagno Perricone. Infatti si riparte col calcio di punizione. Perricone. Alta si ritarda allora Velardi, controlla di coscia, riesce a scaricare su Cerniglia. C'è prima il fallo di Sedani. Morana. Lungo a cercare Zambito, palla troppo forte, difficile da controllare per il 27 che però ci crede. E riesce a portare a casa rimessa laterale. Zambito protesta, alla fine ha dato rimessa laterale nero-verde, il direttore di gara. San Severino, palla un po' scomoda che permette al Montelepre di salire in pressione. Di Mercurio, non trova la Vardera, non ha giocato bene questo pallone il Partinico Audace e il Montelepre conquista metri. Quasi rugbysticamente. Con le mani Gambino, troppo vicino questa rimessa, la Vardera può intercettare facile. Poi fatta di tacco addirittura, trovando magari con fortuna deviazione che però non c'è nemmeno lo scarico. Infatti fatta, ho guardato la panchina di Mister Guida dicendo a chi la do. D'Amico, Polizzi va a lungo a cercare la Vardera, sempre aperto sulla sinistra, colpo di mano di Fatta che non è d'accordo con la decisione del direttore di gara. Le proteste però più veementi sono quelle di Cerniglia, che viene addirittura ammonito, primo giallo della gara che arriva al minuto 27. Siamo oltre la metà già di questo primo tempo, che al momento pende dalla parte dei padroni di casa del Partinico Audace col gol di John Streberger su assist di Caronia, che è riuscito a trovare lo spazio e poi su un pallone rimbalzante, goloso, ha divorato bene Streberger, che ha calciato a meraviglia sotto la traversa, trovando un golasso per l'1-0. Di Mercurio lungo, è partito Caronia, colpo di testa di Gambino, calcio d'angolo, l'ennesimo per i neroverdi. Sempre Caronia va a battere, arriva Martignetti, D'Amico soprattutto, restano fuori la Vardera e San Severino. Ok, contatti in aria, se prima erano tutti a ridosso dell'area, adesso sono tutti uno sopra l'altro, palla verso Rosone di testa sul fondo. Chimento può lasciare scorrere la sfera lateralmente, ripartire con la rimessa dal fondo. C'è il cooling break, l'arbitro ha segnalato la pausa. Le temperature soprattutto qui sono ancora altissime, calde, soprattutto in questa domenica 31 agosto. Squadra in prima preparazione, quindi il cooling break, che si parli di Serie A, Serie B, Serie C, eccellenza.
è doveroso ed è una decisione sicuramente importante, utile per le squadre che vanno a ritmi alti e che al momento si stanno contendo sul campo l'andata di Coppa Italia Eccellenza. 1-0 Partinico Dace, gol di Strebberger. No, asciuttano ora le guardie, tutto quello che numeri che ci sono corrispondono. Squadra a colloquio, pensa bene, guida non a chiacchierare con la squadra e andare a colmare sicuramente i punti deboli o le migliorie da apportare per questo primo tempo. Ancora un quarto d'ora, più recupero da giocare di questa prima metà di gara. Fischio dell'arbitro che fa tornare però tutti sull'attenti. Sin qui la mano di Pensa Bene si sta vedendo, con queste mezziali molto aperte, soprattutto la Vardera che sulla palla lunga va a prendersela, però in generale anche quando si riparte dal basso per il Partinico Dace sempre molto aperte le mezziali e a tratti più stretti gli esterni, due esterni che sono Caronia e Rosone, Montlepri invece anch'esso con un 4-3. Adesso scambiato gli esterni, questa è una curiosità perché se vedete il 37 Maniscalchi è passato a sinistra, quindi non più a piede invertito, Zambito e Maniscalchi, quindi sicuramente tatticamente vuole cambiare qualcosa, guida, vedremo comunque. Il Maniscalchi che comunque ha lavorato bene sulla catena di destra a piede invertito. Maltese però a lottare in mezzo a due diventano tre le maglie giallorosse, ma Maltese porta a casa un preziosissimo calcio di punizione. Gran giocata nello stretto dell'ex San Giorgio Piana. San Severino batte rapidamente, Gambino in spaccata. Rosone si alza la bandierina, c'è la fuori gioco. Perricone. Fatta. Sempre lui a prendersi la briga di impostare. Giocato anche da centrale lo scorso anno in promozione, però lui a tutti gli effetti è un mediano perché ha grandi qualità tecniche di impostazione. Ha cambiato anche gli esterni adesso, pensa bene, quindi sono cambiati gli esterni attacco del Montlepre, ma anche i terzini del Partinico Dace, non so in funzione di chi, cioè se prima ha cambiato gli esterni guida o primi terzini, pensa bene, fatto sta che si va più sui duelli uomo contro uomo, perché di fatto Maniscalchi continua su Di Mercurio e Grillo su Zambito, forse per un mismatch visto da qualcuno, vedremo, capiremo, sarà forse una chiave tattica di questa gara. Applaude la Vardera la sventata di Di Mercurio che adesso lavora col suo piede forte, il destro ha giocato i primi 29 minuti a sinistra, quindi a piede invertito. Caronia, finta di corpo, esterno, poi dentro per Maltese, anticipo di Perrico.
Arriva ancora la Vardera che esce dal blocco. Riparte da Martignetti, D'Amico. Vuole avanzare lui, fa movimento Rosone, si va a vedere, poi imbucata preziosa per Maltese. Ha provato a scavalcare Perricone, che però è un gigante a questo punto di vista, nel giocare è fortissimo, lo dimostra anche qui non facendosi oltrepassare. Linner, 25 per il 26, che è fatta, elusa la pressione di Sanseverino. Perricone di nuovo per Fatta, che ha un po' di campo per gestire. Velardi, triangolo chiuso molto bene col capitano, che poi vada preso Zambito. Grillo chiude a metà e allora Zambito può ripulire e giocare su Gambino. Di testa Martinetti in anticipo su Cerniglia. Blocco sulla Vardera, ma quello che viene fischiato è un fallo di mano di Zambito, che ha controllato irregolarmente. 10 da giocare, più recupero di questo primo tempo. Tutte le gare, quasi tutte in contemporanea, di Coppa Italia Eccellenza. Siamo anche su Facebook oggi con camera applicata, se vi può interessare. Poi altre gare su YouTube. Occhio a Cernia che rischia, fallo commesso però da Streberger, che è stato troppo irruento nella pressione. Molto alte le mezziali in pressione, infatti siamo alzati Fatta e Morana. Fatta, Martignetti, di testa Perricone. Fatta non riesce ad allungare, Velardi però arriva prima di Martignetti e porta a casa fallo. Fatta, Linner dietro a Ghimento, che torna dal 26, dal 25 pardon. Cerniglia, l'unico ammonito sin qui della gara. Pronto a battere con le mani Gambino contro il movimento di Velardi, cercato lui Sanseverino. Chiude di testa, rimessa qualche metro più avanti sempre per formazione giallorossa. Velardi lotta con Martignetti, che è bravissimo a scippare questo pallone. Caronia, verticale per Rosone, c'è un po' di campo per il 7. Spinge anche Grillo, che nel frattempo è tornato a destra, si va a vedere. La palla è per Maltese, che esce al blocco, va al destro Maltese. Ci ha provato dai 25 metri, Dodò Maltese. Caronia dice alza la testa, però Maltese, come i grandi attaccanti che hanno fame di far gol, ha provato ad andare in porta. Sarà la prima vera conclusione, di fatto il numero 9 alta sopra la traversa. Trentacoste, dribbling che non riesce, Streberger gliela toglie e poi porta a casa rimessa laterale. Sento tanto un parastinco. E infatti mi sa che si va uomo su uomo, come dicevo prima, perché per come è tornato a destra Grillo, è tornato a sinistra Zambito nell'attacco a 3 del Montelepre. Velardi va a lottare, fa sportellate con Sanseverino e porta a casa un altro fallo. Sta lavorando più o meno bene a questo punto di vista Velardi, che guarda il particolare, c'è Velardi incredulo qui e rumoreggia anche il Favazzi. La parte destra, che è quella dei tifosi del Montelepre. La Vardera, addirittura in 1 contro 1. Caronia, Di Mercurio, per a prendere il fondo, va al cross col mancino a cercare Maltese, intervento di Linner. Ancora un po' in affanno il Montelepre sulle situazioni provenienti all'esterno per i neroverdi. Calcio d'angolo. È sempre Caronia, arriva ovviamente D'Amico, Martignetti
pochi uomini in area. Comunque palla corta su Di Mercurio che stoppa e gioca ancora su Caronia, che può ingaggiare uno contro uno. Va al cross, secondo palo verso Martignetti che svetta su tutti, anche D'Amico con le mani sui capelli, quasi a metà strada questo cross di Caronia, e non si sa se l'ha toccata il 5 e il 6. Fatto sta che viene solo sfiorato questo pallone che termina largo alla sinistra di Chimento. Qui sbaglia il Montepino, uscita rimedia Linner che però urla contro Chimento, poi buon il lancio, buono per Zambito che può andare sul Grillo che lo spinge platealmente, ha usato troppo la maglia numero 2, fallo, e arriva il secondo giallo della gara per Giuseppe Grillo. Giovanissimo, classe 2007, duello tutto Frander con Zambito che è un classe 2007 anche lui. Quarantesimo di gara, 5 più recupero, mentre punizione da una mattonina interessante per il Montelepre, con Perricone che è molto staccato dall'altra parte, è molto oltre la linea della difesa neroverde. Sempre Morana o Maniscalchi, l'uno a rientrare, l'altro a uscire. Barriera sistemata, alza il braccio Morana e Maniscalchi che calcia in mezzo, ha provato ad allungarsi Cernia, poi fatta, mette giù e torna da Morana. Su di lui Caronia, Morana prova il numero, deviazione deve essere conquistata. Gambino dice a Linner di rimanere dietro. Adesso può battere 30 coste direttamente lungo in area di rigore, cercare Perricone che si abbraccia con D'Amico, pallone allontanato. 30 coste, Sanseverino di testa anche lui, fatta, mette giù con l'esterno, trova Morana, allontana Grillo che trova Maltese che lavora bene in sponda. Sanseverino, colpo da dietro sul Maltese, calcio di punizione, chiamato il giallo. Mette a terra D'Amico e gioca su Martignetti. Finora hanno lavorato benissimo i due difensori centrali neroverdi, soprattutto nelle palle aeree. Sembra essere il loro forte, ma i Velardi hanno avuto vita facile. Martignetti lungo a cercare il movimento addirittura di Mercurio che sta lavorando in simbiosi con Caronia. A volte decimi d'incontro, lui però a prendere la corsia sul lungo, non in questa situazione però. Palonga per Maltese, può addirittura condurre il pallone in fallo di fondo. Linner, questo è il fondo che verrà battuto da Chimento. Ancora 3 da giocare, più recupero, testa di Mercurio in fallo laterale. Gambino con le mani, cerchi il numero Maniscalchi, prova a farla filtrare per Cernia, la Vardera la tiene viva, poi senza fallo Ferdinando Maniscalchi. C'è Morana che chiama il pallone, c'è un corridoio che Maniscalchi non ha visto e ha perso il pallone. Tentativo di tunnel di Caronia che non riesce, allora Maniscalchi insiste il Montelepe, cross in mezzo deviato, Polizzi esce e riesce a vedere il corner, ma deve mettere fuori il pallone perché c'è Di Mercurio che è rimasto a terra. Infatti l'ha messa fuori adesso. Probabilmente è rimasto dolorante nel tentativo di andare a sporcare il cross di Gambino.
Quindi siamo al 44, siamo fermi da circa un minuto, quindi oltre al cooling break, quindi un minuto d'obbligo di recupero ci sarà, burocraticamente parlando, ma penso che ci sarà qualcosa in più di un minuto, vista anche questa leggera perdita di tempo. Fatto sta che per essere il 31 agosto, esserci 40 gradi ed essere colpiti d'eccellenza, che comunque è una competizione abbastanza importante, diciamo che Spartini Codaci il sostegno dalla sua parte, il pubblico ce l'ha, anche il Montelepre a distanza breve ha anche permesso di supportare il pubblico. Polizzi, lancio lunghissimo, Maltese però a spizzare, la spizzata interessante, può arrivare Caronia, riesce a terli in campo, sembrava infatti più idonea la spizzata di nuca di Maltese, che ovviamente l'ultima a toccare, quindi rimessa al fondo. Maltese, nonostante non sia un gigante, però lavora molto bene il gioco aereo e poi ha grande fisicità, grande forza nelle gambe anche, cerchi di lavorare magari più da lato di Linner che da quelli di Perricone, soprattutto sulle palle lunghe. Infatti i Polizzi la manda sempre sulla sinistra, sul centro-sinistra. Chimento salta Streberger che quasi anticipa il suo compagno Sanseverino. Maniscalchi atterrato da Di Mercurio, l'arbitro è a pochi passi e comanda calcio di punizione. Perricone, fatta, Cerniglia, due tocchi e palla dietro per Linner, Gambino, c'è a vedere fatta, palla in verticale, Martignetti si è mosso bene, Streberger, sale Grillo a destra, viene servito il 2007, può avanzare, cerca Rosone, trovato, prova a fare a sportate con 30 coste, lo fa benissimo, poi Maltese prova a imbucare per Grillo, pulizia di Perricone. Zambito quasi da terzino aggiuntivo, Perricone rinvia sulla schiena di Maltese, Streberger può mettere giù, lotta con Morana, Velardi gli dà una mano e fa un gran lavoro, ancora Velardi, corre, deve lottare con Grillo, passa ancora Velardi contro due, la tiene a 30 metri di palla al piede, largo Maniscalchi, Crauli, Velardi che poi non va da quella parte ma cerca di imbucare precisa per 30 coste, poi Cerniglia! Con la prima vera occasione della partita per il Montelepre, palla fuori, non di molto, alla testa di Polizzi, ma è finito il minuto di recupero, quindi solo un minuto di recupero concesso da direttore di gara, e diciamo che se il Montelepre conclude così il primo tempo c'è la speranza di un secondo tempo più equilibrato. Intanto si va a riposo con un gol di vantaggio per il Partinico Codaci, la firma al 10° minuto del nuovo arrivato John Francis Streberger. Torniamo tra poco per la seconda rete di gara. Torni in Sicilia dopo 7 anni da quando sei sbarcato qui sull'isola, che sensazioni ti porti dentro all'inizio di questa nuova avventura a Trapani? È una bella opportunità per dimostrare sempre il mio valore. Quando sono stato in Sicilia mi sono trovato bene, quindi contento di tornare. Tra l'altro per te sarà stato sicuramente particolare iniziare questa stagione dove tutto è iniziato a Troina, dove hai fatto benissimo la tua prima stagione italiana, tanti gol. Tornando a calcare quel campo, che sensazioni hai provato? No, sensazioni indescrivibili. La realtà è che per me è stato bellissimo tornare lì, che per me e per la mia famiglia è stato un posto importante per la nostra vita, quindi niente, contento soprattutto di ritrovare persone che ci vogliono bene. Ecco, tu hai girato tanto, alla fine stai tornando qui in Sicilia, anche a livello personale cosa rappresenta per te quest'isola? No, quest'isola rappresenta un grande cambio nella mia vita, quindi spero di fare tanto bene come ho fatto il primo anno quando sono arrivato qua in Italia e ripagare la fiducia riposta su di me. Arrivi a Trapani, l'anno scorso l'hai affrontata da avversario col Monopoli,
società ambiziosa, squadra molto forte. Dimmi un po' le prime sensazioni che hai avuto, intanto cominciando ad allenarti con mister Aronica e con i tuoi compagni e poi nel proseguo del lavoro qui tra Troina e Valderice. Sì, diciamo un percorso che noi vogliamo sia importante, se respira aria di voler fare qualcosa di importante. Io avendo delle esperienze a Catanzaro e a Perugia so cosa significa giocare in questo tipo di piazze, quindi so che gli obiettivi sono ambiziosi e contento di trovarmi in una piazza del genere. Ecco, tu appunto hai giocato a Catanzaro oltre che a Monopoli, il girone C per te non è un segreto, tutti dicono che sia una specie di Serie B però nella categoria inferiore. Quali possono essere secondo te i segreti per affrontarla al meglio e per cercare, perché no, di vincere e essere promossi in Serie B? Sì, sicuramente che il girone C è uno dei gironi più agonistici di tutte e tre. Penso che diciamo, una delle chiavi è fare un bel gruppo, perché alla fine saranno tutti importanti, dal primo all'ultimo componente della squadra, quindi pensiamo più a quello e poi nel percorso si vedrà quale sarà la squadra più forte del campionato. Tra l'altro tu, a proposito di gruppo, di compagni, te ne sei praticamente portato uno dietro da Monopoli, che è Ciccio Grandolfo. Che rapporto avete, considerando anche che siete compagni di reparto? No, abbiamo un bel rapporto. Sin dall'inizio, quando sono arrivato a Monopoli, mi hanno colto bene. Lui, essendo che era da diversi anni che stava lì, quindi sono contento pure per lui che è venuto qua a Trapani a poter dimostrare pure il suo valore. Ecco, la tua storia, quella di un giocatore che dal Sud America arriva in Sicilia, si sta rivedendo in maniera sempre più frequente, soprattutto nelle categorie inferiori, Serie D, eccellenza. Cosa porta un giocatore brasiliano, argentino a scegliere proprio la Sicilia per iniziare la propria avventura nel calcio europeo? No, nel mio caso particolare è stato, non lo so se è una coincidenza, ma è stato un amico che già giocava qua e quindi per quello ho fatto questa scelta di venire in Sicilia. Poi ovviamente che il girone C al sud forse diciamo i sudamericani si trovano un pelo meglio, e poi ho fatto altre esperienze perché mi piaceva in quel momento, mi è piaciuto provare altri gironi. Però sicuramente che il girone C è quello che diciamo per statistica quello che mi trovo meglio. Ecco, dal punto di vista del reparto siete tanti, siete tutti forti comunque, giocatori di categoria se non di categoria superiore. Tu a livello personale ti sei posto degli obiettivi per questa stagione? Gli obiettivi personali secondo me, come ogni volta che inizia un anno nuovo, prima va l'obiettivo squadra. Ovviamente che ci sono tanti giocatori forti, ma è normale, ormai questi tipi di squadra è giusto che ci sia così e che ci sia una bella concorrenza tra i diversi giocatori, però obiettivi personali è quello di portare la squadra più in alto possibile. Poi ovviamente che uno a livello personale vuole fare il meglio, però quello che conta in primis è la squadra. Chiudiamo con un messaggio ai tifosi. Oggi, approfittando dell'allenamento a porte aperte, non si sono fatti attendere, non sono mancati, saranno molti di più al provinciale durante le partite. Che cosa vuoi dire loro prima dell'inizio del campionato? No, io vi dico che per noi sarà importantissimo il vostro sostegno durante tutto l'arco della stagione. Vi aspettiamo ogni domenica e sperando di ripagare sempre la vostra fiducia e speriamo di rivederci il prima possibile. Roberto, torni a giocare a Trapani dopo 5 anni, quali sono le sensazioni al tuo ritorno? Ma sicuramente è stata una trattativa abbastanza veloce, anche perché quando ho saputo che il Trapani, avevo parlato già con il mister direttore, ho detto subito sì. Per me è un piacere enorme, anche perché Trapani, come ho già detto, è casa mia, quindi sono felice di far parte di questo gruppo, diciamo. Quindi possiamo dire che nonostante magari qualche possibilità di andare in Serie B, non hai esitato a tornare a casa? No, come ho già detto prima, quando ho saputo sia dal mister sia dal direttore l'interesse nel venire qua, ho subito detto, ho dato la mia disponibilità. Poi giustamente c'è stato un po' di tempo per le tempistiche, perché avevo anche un altro anno di contratto nell'altra squadra, quindi delle cose burocratiche, diciamo, da risolvere. Pensi che, considerando anche il valore dell'organico, il Trapani possa giocarsela per anche provare a vincere il campionato? Bisogna fare più punti possibili, e poi sarà il campo a decidere dove possiamo arrivare. Sicuramente noi metteremo del nostro per cercare di arrivare il più in alto possibile. Tu a livello personale, al di là dell'emozione di tornare a giocare praticamente dietro casa, ti sei posto degli obiettivi? Ma sicuramente io, come faccio ogni anno, do la mia disponibilità al 100%, l'obiettivo è sempre quello di fare bene,
prima di tutto a livello di squadra, perché dico la cosa prioritaria è fare bene a livello di squadra e poi sicuramente a livello personale, però diciamo se non viene prima l'obiettivo di squadra, quello personale è futile. Hai sentito prima di arrivare o al tuo arrivo dei compagni o anche altri tuoi compagni di viaggio in carriera che hanno già vissuto Trapani ti hanno detto qualcosa? Sì, sì, ho sentito Kirwan che era con me l'anno scorso a Padova, Udò, comunque già 5-6 ragazzi li conoscevo, però come ti ripeto non avevo motivo di sentirli anche perché conosco bene la piazza, conosco bene il posto, quindi sono stati loro magari a sentire me prima di venire qua. Ecco, a proposito di mister Aronica, voi tra l'altro vi siete quasi incrociati perché quando tu hai giocato a Trapani lui allenava nel settore giovanile, com'è stato l'impatto, com'è il lavoro con lui e con lo staff? Ma sicuramente io del mister ho la stima a prescindere dal mister e dal giocatore, poi sicuramente ha delle grosse potenzialità, è un'ottima persona, secondo me nel mondo del calcio persone diciamo così ce ne sono poche e secondo me possono dare qualcosa in più a livello umano piuttosto che a livello calcistico e quello non metto bocca perché sicuramente il mister ha esperienza diciamo, da dare a ognuno di noi. Ecco, invece per quanto riguarda il presidente Antonini, vi siete sentiti, vi siete visti, qual è stata la sua accoglienza? Sì, sì, quando ho firmato l'ho incrociato, lì giustamente il presidente fa dei sacrifici enormi ogni anno per cercare di portare il Trapanico a livello più alto possibile. Come già ho detto a lui, diciamo, per fare degli ottimi risultati serve il gruppo, non serve tanto ad avere chissà quanti fenomeni in squadra, ma la cosa più importante, almeno nell'esperienza che ho avuto io negli altri campionati vinti, è sicuramente creare un ottimo gruppo, cosa che ho trovato qua dal primo giorno che sono arrivato, subito mi hanno accolto bene e le sensazioni sono positive. Ecco, torniamo indietro a quel 19-20, alla tua fin qui unica stagione a Trapani, al di là poi dell'esito del campo, perché diciamo sul campo il Trapani si è salvato, per la penalizzazione vi ha condannati, che ricordi ti porti di quell'annata? Ma sicuramente questa è la dimostrazione di quanto dicevo prima, sono venuto al Trapani ultimo in classifica a quasi impossibile diciamo, rimonta a salvezza. Come ho già detto quando mi ha cercato lì ai tempi il mister ho accettato la sfida, eravamo mi ricordo 7-8 punti dal Livorno che era penultimo, abbiamo fatto secondo me un'impresa straordinaria che purtroppo è stata diciamo, macchiata da quelle cose che non competono a noi il nostro nel campo l'abbiamo fatto, addirittura abbiamo centrato una salvezza diretta che forse non ci credeva nessuno tranne i tifosi che venivano allo stadio e noi dentro, era diciamo, una cosa impossibile, neanche la società forse credeva che avremmo potuto fare questo miracolo quasi. Quella tra l'altro era una squadra con giocatori che poi potenzialmente sono diventati fortissimi, gente come Carnesecchi, come Buongiorno, come Colpani, in attacco Nzola. Può essere anche quella la conferma che a Trapani si può lavorare bene, si può crescere anche bene come calciatori e soprattutto se dopo qualche anno, nel corso degli anni, hai sentito questi ragazzi dopo l'esperienza a Trapani? Sì, sì, sicuramente con qualcuno ci ho giocato contro ancora perché poi sono tornato ad Empoli che abbiamo vinto il campionato. A gennaio eravamo arrivati in 13 ragazzi, come ti dicevo prima siamo arrivati in 13 oltre giocatori dei bravi ragazzi e dei ragazzi che hanno fatto subito gruppo, quindi quella anche lì è stata la forza per provare a fare quella salvezza diretta, come ti dicevo prima il gruppo è fondamentale, lì il gruppo si è visto, a prescindere dai ragazzi che poi chi gioca in A, chi gioca in B, però lì ancora non ne ha nessuno conosciuto e si è dimostrato il gruppo ad avere la meglio.
Di nuovo live dal Salvatore Favazza di Terrasini. Rientra adesso ai spogliatoi il Partinico Audaci, il Montelepre invece già in campo da qualche secondo. Ovviamente panchinari delle due squadre che si sono mossi durante la sosta fra primo e secondo tempo, e tra poco si ripartirà dal risultato di 1-0 per il Partinico Audace. La firma al 10° minuto dell'11, il nuovo arrivato, uno dei nuovi, Thomas Streberger, statunitense che ha ricevuto l'assist di Caronia, quindi tutta nuova l'asse che ha costruito il 1-0 del Partinico Audace. La Vardera, Caronia e Streberger, tra l'altro un grandissimo gol, un destro di controbalzo perfetto sotto la traversa. Chimento poco prima del gol aveva fatto un miracolo, di fatto deviando una punizione di La Vardera di potenza sopra la traversa, ma dopo qualche istante poi non ha potuto nulla sul destro di John Francis Streberger. Montelepre che ha aiutato un po' in reazione, ha fatto la lotta un po' davanti, tutto Velardi su tutti, che ha fatto tantissima sportata, soprattutto per i due grandi centrali del Partinico Audace. Poi l'occasione è arrivata soltanto al termine del primo tempo con un destro di Cernia un po' ciabattato, che è terminato largo di qualche metro alla destra di Polizzi, che di fatto non ha avuto grandi problemi durante questo primo tempo. Mi sembra di vedere gli stessi 22 in campo, ma c'è Morana che è pronto al cambio, perché lo vedo lì vicino alla panchina con le spalle al campo, quindi di fatto c'è un cambio. Vediamo chi subentra. Si è mosso Castigliola, forse lui entrare, no, entra il 20, quindi primo cambio della gara, quindi Partinico Audace con gli stessi 11, mentre il Montelepre toglie Morana e mette dentro il numero 20 Gabriel Victor Alves da Silva, che dovrebbe essere un centrocampista anche lui come Morana, quindi non dovrebbe cambiare nulla dal punto di vista tattico. Il saluto anche a coach Pensa Bene, la carica dei compagni di Valerio Fatta è stato uno dei migliori per i suoi nel primo tempo, l'abbraccio anche con Cerniglia, quindi si parte dagli stessi 11 per il Partinico Audace. Abbiamo detto Polizzi, Martignetti, linea 4, Martignetti, Gambino, Martignetti, D'Amico, pardon, Grillo e Mercurio rispettivamente a destra e a sinistra, in mezzo pura qualità San Severino, La Vardera, Streberger, Rosone, Maltese e Caronia costituiscono il tridente per i neroverdi. Montelepre invece con Chimento tra i pali, Linner, Perricone, Trentacoste e Gambino nei 4, da Silva Alves, Fatta e Cernia, che è l'unica moneta di questa gara. No, il primo moneta di gara poi è stato ammonito anche Grillo per un contatto con Zambito, Belardi e Maniscalchi. Siamo ripartiti per il secondo tempo dall'1-0 per i padroni di casa. Gara valida, ricordiamo, per il primo turno, per l'andata di Coppa Italia Eccellenzi, ritorno settimana prossima a Montelepre. Grillo sulla pressione aggressiva di Trentacoste, vuole andare dietro da Polizzi, palla rischiosa su cui Martinetti con un velo se la cava sulla pressione di Maniscalchi, però il Montelepre sembra essere partito bene con grande mentalità, con grande aggressività soprattutto. Tra l'altro la cornice di pubblico al Favazza, l'abbiamo già detto, è quella delle grandi occasioni, quella di chi vuole vedere all'opera subito una squadra che ha fatto tanti acquisti quest'estate, che è un progetto importante per questo campionato, nuovo campionato di eccellenza. E al momento non sta deludendo le aspettative contro una squadra che sicuramente vuole presentarsi bene, come il Montelepre, la neopromossa, perché invece che l'anno scorso sul campo è retrocessa, ma anche lei ripescata, è riuscita, nonostante il cambio societario, cambio di presidente in realtà, a giocare questo campionato di eccellenza. E diciamo che come rosa se lo merita tutti, ma anche qui il Montelepre non sembra essere da meno, perché
Ci sono giocatori importanti nella formazione giallorossa, mentre calcio di punizione conquistato da Caronia. Tira in porta, tira. Si fanno sentire anche i supporters giallorossi, mentre punizione sul lato sinistro del campo Caronia o Lavardera. Proprio Lavardera si allontana adesso. Occhio su tutti a D'Amico, palla verso di lui e prova a girare in porta. È difficile da lì, pallone alto sul colpo di testa del capitano. Addirittura Fatta viene a prendersi il pallone nella sua area di rigore. Perricone, 30 coste, addirittura mezzo sombrero, poi palla spedita su da Silva Alves che ha giocato di sponda. Fatta, apertura sulla destra per Maniscalchi, gli corre dietro Gambino che va in sua posizione. Maniscalchi vuole prendere il centro del campo, poi sventai, una palla interessante per Zambito, copertura ottima di Grillo. Di Mercurio cerca la sgasata, la palla sta per uscire dal campo, chiama l'out, Maniscalchi lo ottiene. Si è alzata sicuramente la pressione del Montelepre. Con le mani Gambino, cercare Velardi che smuove le acque, esce dal blocco, poi Zambito ne ha preso il pallone lì vicino, non nell'area di sua competenza. Di Mercurio con le mani, Maltese con un po' di ritardo arriva lo scarico, lo punisce da Silva Alves che vuole far valere subito il tasso tecnico in campo, vuole alzarlo subito, forse c'è bisogno anche di questo, anche se Morano ha fatto una brutta partita. Fatta, controllo così, riesce a rimediare e alleggerisce la Perricone che cerca la palla lunga di testa Grillo. Arriva Zambito, mette giù, recupero di Rosoni importante, sacrificio difensivo. Perricone a vuoto, arriva Cerniglia che mantiene il possesso per il Montelepre. Chimento deve andare al volo e campanile alzato. Vittor Gabriel da Silva subito a sgomitare un po' con Martignetti, però riesce a portare a casa calcio di punizione. Fatta con l'esterno, trova Maniscalchi, toccato di Mercurio, punizione. Fatto subito e male però Fatta con la palla facilmente intercettata dal particolare, c'è campo di campo per ripartire. Rosone sta correndo, Caronia c'è il corridoio, gli dà adesso Rosone. Caronia, arriva Fatta su di lui, 1 contro 1 nel 10 che aspetta gli uomini in mezzo. Caronia prende il destro, va al cross sul secondo palo che scavalca tutti, 30 costa lontana. Velardi contro D'Amico, va di testa il 6, la palla ancora buona per Velardi che prova a ripartire col forza di gambe. San Severino con un gran recupero e una gran gestione della situazione. Streberger scattò Caronia, ha perso il tempo per servirlo lo statunitense, allora prende lui campo, poi frena e fa ordinare i suoi. D'Amico, Martignetti, si muove di Mercurio, bel contromovimento di Lavardera, liberato di Mercurio. Caronia, viva Lavardera, viene lì vicino Streberger che poi inventa la palla per Grillo. Rosoni in appoggio, controlla, prova a spostare su Zambito, cerca l'imbucata, Fatta in copertura, palla però ancora per i neroverdi che ricominciano qualche metro più indietro. Caronia, aperto nella sua posizione migliore, cerca di passare su Gambino che entra duro ma sul pallone. Ancora per i neroverdi. Caronia forse con un fallo, un secondo l'arbitro, poi sciolti di Gambino che vuole prendere il pallone e
alla fine rimessa al fondo e Canone ultimo a toccare. Fatta richiama l'attenzione del direttore di gara perché dice la penna forse ha perso la penna. Comunque l'arbitro fa giocare. 30 Coste, cerca sempre Zambito, prova a disturbare Velardi, alla fine D'Amico un po' sporco ma va ad allontanare. Siamo nell'8° del secondo tempo. Sempre 1-0 per il Partinico Dace, per gli uomini di Pensa Bene, sempre ben messi in campo. Lavardera, fatta, a riconquistare il pallone per i suoi, movimento di 30 Coste sulla sinistra, Grillo, sin qui sempre puntualissimo, il numero 2. Trenta Coste, sposta e crossa, deviazione. E il Montelepre ottiene il primo corner del secondo tempo sull'iniziativa di Ottavio Trentacoste, che adesso va a staccare in area, prova a far valere i centimetri. Arriva ovviamente anche Perricone e Linner. Maniscalchi sul secondo palo, Perricone anticipato sul più bello da Dennis Di Mercurio, rimessa laterale dall'altra parte. Numero di Da Silva che poi viene fermato. Fatta, riesce a giocare questo pallone non bene sul Maniscalchi e poi non può chiaramente tenerlo in campo. Rimani alto, dice Cernia ai suoi. Rimessa in zona attacco comunque per il Montelepre che prova a riconquistarla. Di Mercurio cade a terra, bandiera in alta per segnalare il contatto falloso tra i due. Occhio perché qui cade a terra Da Silva Alves, che se la prende con un avversario. Forse qualche contatto a palla ferma. Ancora arrabbiato anche se si allontana Victor Gabriel Alves. Giallo per entrambi però. Ce l'ha in mano l'arbitro. Non ho capito con chi è la diatriba. Forse con Di Mercurio. Era per forza lui in zona. Comunque è arrivato il giallo. Si muove qualche pedina per Pensa Bene. Su tutti abbiamo visto molto in movimento Antonino Zerillo, un altro nuovo arrivato del Partinico Dace, giocatore molto tecnico, mancino, che vediamo anche dove e come verrà impiegato. Inizia battuta da Polizia, ovviamente a cercare Maltese che duella con Perricone e vince ancora Alex Bagheria. Martinietti sulla pressure di Velardi, se la cava, alza il campanile, Streberger la prende lui, arriva Fatta però. Rosone prima di lui. 30 Coste, non la mette giù nessuno, ci pensa Grillo che manda questo pallone forse con troppa frenesi in verticale, non c'è nessun sostegno qui, Chimento rischia. Lindner mi salva un attimo la pelle. Rosone, c'è un po' di campo per il numero 7, arriva Grillo sulla stessa catena, lo scarico su Streberger che ha quel cross a cercare Maltese, palla è messo fuori da Cerniglia. Lavardera, Di Mercurio gli dà una mano, torna al numero 8, sterzata viva a Lavardera che poi mette il palo in mezzo per Maltese che prende posizione su Perricone, che facciamo di alzarsi anche l'arbitro con lo stesso tunnel di Victor Gabriel Alves, messo giù a Lavardera, calcio di punizione, qualità, questo numero 20 è appena entrato, è giallo per Iva Lavardera che è andato duro sul neoentrato numero 20 per evitare la possibile ripartenza giallorossa.
Vuoi vedere la prossima cosa? 11esimo. 12 adesso del secondo tempo. Tutto bloccato ancora sull'1-0. La squadra di casa, che al momento sta portando a casa all'andata, ma al ritorno è un campo attenzione quello di Montella, per così tenta Costa, colpo di testa da parte di Zambito, che si è buttato, ha preso molto su questo pallone, ma un po' di disequilibrio col corpo, non riesce a dare potenza. Tutto facile per Polizzi. Palla altissima questa di Polizzi, Perricone deve lottare con Maltese per l'ennesima volta e ce ne saranno ancora i duelli. Fallo di Maltese, poi fatta, batte rapidamente, lancio per Velardi un po' lungo, deve uscire Polizzi. Martignetti torna dal suo estremo difensore che fa sistemare i suoi, larghissimo Caronia. Polizzi va proprio da quelle parti, arriva Maltese però ad allungare, gambino di testa a mettere fuori Di Mercurio contro Maniscalchi, spalla a spalla, Maniscalchi forse un po' troppo, Di Mercurio perde l'orientamento, Maniscalchi, doppio passo, stessa Di Mercurio, arriva il giallo anche per lui, calcio di punizione. In questa situazione Maniscalchi è bravissimo, poi Di Mercurio ha fatto forse il suo primo e unico errore della partita e Maniscalchi ha un cambio passo importante, porta a casa un calcio di punizione. Non va Maniscalchi ma va un altro mancino, Victor Gabriel Alves, pronto a mettere dentro questo pallone. Vediamo se può nascere qualcosa da situazione da palla inattiva. Ma che fa? Ma come ti conta? Solamente Caronin in barriera. Sinistro in mezzo a cercare Perricone, alla fine la prende Linner, l'ha toccata per ultimo D'Amico, poi sbaglia Maltese e calcio d'angolo per i giallorossi che adesso spingono a caccia del pari. Hanno cominciato bene il secondo tempo e cercano di pescare il jolly. Alves in mezzo a cercare il movimento di Linner che riesce solo a sfiorare, anzi di Velardi. Ha battuto molto bene questo calcio d'angolo Alves ed era perfetto sulla testa di Velardi, che doveva solo essere più cinico, più rapace. Riuscivo solamente a sue forze, è arrivato con un pezzo di ritardo. Protesti che c'è Montelepre qui che se la prende troppo comoda forse Polizzi. Martignetti, lancio l'ex atletica a cercare Maltese, Lindner di testa, poi a terra Velardi, c'è il vantaggio anche se Cernia ferma tutto e mette fuori il piede, fatto male Velardi e soprattutto c'è il calcio di punizione. Alla fine possesso ovviamente restituito al Montelepre. 30 Coste, servito da Perricone, palla in verticale per Velardi, ottimo scarico su Alves che gioca da trequartista adesso dietro la punta, quindi è diventato un 4-2-3-1 quello del Montelepre. Totò Maltese, lavora bene questo pallone, lo scarica su Grillo che addirittura va dietro, ha rumoreggiato un po' il Favazza su questa giocata. Polizzi, rinvio lungo ancora, abbracci
ma non amichevoli tra Perricone e Maltese. San Severino da metodisti in mezzo al campo. Streberger tappa il buco Fatta che però non evita la rimessa. Cambio stavolta per il Partinico Audace. L'abbiamo chiamato, entra Antonino Zerillo che si era mosso più di tutti tra primo e secondo tempo. È un doppio cambio però, quello che è in arrivo. Sicuramente dentro Zerillo con la 17, dentro anche Kevin Ribaudo, classe 2007. È uscito Grillo sicuramente ed esce anche Di Mercurio. E si avvicina. Esce Rosone, Mercurio va a destra. Quindi il Ribaudo in mezzo al campo. Probabilmente si alzò Streberger, applausi per Zerillo che si mette terzino sinistro. Da buon mancino, quindi non c'è più la problematica, se vogliamo, di un terzino a piedi invertito, perché entra un mancino con Denis Di Mercurio che slitta a destra e Ribaudo. Vedremo se giocherà largo a destra o nei tre a centrocampo, ma mi sembra di vederlo più largo, anche se Streberger è sempre molto alto, quindi da capire. Occhio proprio a Ribaudo che entra duro, di certo è entrato con grande aggressività in campo. Falloso su Fatta l'intervento. Calcio in testa. Scusa, Ma per quale è schizzato. Se la prende comoda Perricone perché vuole andare lungo. Rimessa. Ovviamente Trenta Costa a batterla. 65 sul cronometro, 25 da giocare più recupero. Alves, Velardi si libera, zona tiro, prova Velardi destro che viene deviato. Poi Zerillo arriva a toccare il primo pallone della sua gara. Intercetta tutto Cernia, la Vardera tocca. Vabbè, già non è tocca Cernia però. Mentre non c'è fuori la Vardera. E però va a scusarsi comunque con Cernia, anche se dice guarda che non ho fatto nulla di male. In effetti non ho fatto nulla di male, Cernia si rialza adesso. Gambino, rimessa tesa, palla dentro di Cernia per la ginocchia, da parte di Velardi con un colpo clamoroso, ha pareggiato il Montelepre all'improvviso al 66, Cozzo centravanti, 1-1 sul cross di Cernia, l'invenzione, l'acrobazia di Velardi che pareggia la partita e rientrare con un altro piglio in campo la squadra di guida. E Velardi dal nulla si inventa il gol dell'1-1 e fa esplodere lo spicchio dei suoi tifosi. Che gol, che colpo di Velardi che pareggia la partita. Pareggiato Velardi, in campo anche Morana, che questo è il primo gol storico del Montelepre nel campionato di eccellenza. 1-1 e che gol questo di Claudio Velardi, che colpo, mamma mia. E poi ovviamente l'esultanza che ha gasato il pubblico, come non si è trattenuto, ma ci sta. 1-1, quindi Alfavazza era in calo leggermente in particolare, ma grandi meriti vanno dati all'inizio di secondo tempo del Montelepre, che di fatto ha meritato questo pareggio. Sono arrivati i cambi, soprattutto Vitor Gabriel Alves ha cambiato le sorti di questa partita, anche se
non è nato da lui questo gol, ma da un colpo clamoroso di Claudio Velardi. San Severino batte rapidamente e trova Streberger, sì, è lui più largo con il ribaudo più basso di Mercurio, va al cross deviato, fatta quasi da terzo centrale aggiuntamente fuori. Mentre c'è qualcuno che sta male in tribuna, c'è qualcuno che ha un malore in tribuna, infatti sono intervenuti i soccorsi, infatti anche la sicurezza è intervenuta. Nel tempo la partita continua. Tanto partita audace che non ha a disposizione tutti i suoi nuovi arrivi di questa sessione estiva di mercato che non si è ancora conclusa. Occhio al sinistro di Alves! Fuori di un niente, ha avuto lo spazio per calciare e ci ha provato col mancino, palla fuori. Adesso in Montepano della squadra ci sono crampi per Grillo che si allunga, facciato vicinissimo il numero 20. C'è problemi per Grillo, infatti entra lo staff medico Martinicese in campo. Questo è un piccolo malore in tribuna, ma penso che adesso sia tutto sistemato. Lo staff medico che sta trasportando questa signora forse fuori dal campo. Sì. Per magari portarla in infermeria qui alle spalle del rettangolo verde del Favazza. 1-1 quindi, 20 da giocare da adesso più recupero, e il Montenegro ha pareggiato la partita qualche minuto fa con il grandissimo gol di Velardi. Questo è un gol comunque attaccante, però nel frattempo i problemi di Grillo coincidono col cooling break e quindi squadre che sono a raccolta presso le proprie panchine. Montelebre che a dire il vero ha sofferto il primo tempo, no? Ha fatto un po' fatica soprattutto difensivamente, però ha avuto grande coraggio nel secondo tempo, partito alla grande finché il pareggio è arrivato con Claudio Velardi, ma ancora ci sono 20 minuti più extra a giocare. Adesso ribaudo sul mezzo sinistro, la Vardera sul mezzo destro, anzi la Vardera alto a destra e Streberger sempre sul mezzo destro. Cambiato qualcosa tatticamente per il particolare, cioè la Vardera ovviamente nasce come mezzala, vediamo. Maltese si gira sull'inner e poi lo ferma palesamente, arriva con qualche istante di ritardo il fischio del dietro di gara. Caronia di testa l'inner, poi Cernia sulla palla aerea, anticipa, ribaudo per spinta plateale, quella di San Severino su Alves, vorrebbe il giallo, il numero 20 giallo-rosso. Dicevo Partini Cadoce che non ha a disposizione tutti i suoi nuovi arrivi, perché nel pre-partita, non l'avete visto, non sono convocati in panchina, ma c'è Raimondi Balistreri che è un attaccante d'esperienza e di grosso curriculum, Raimondi, Anelli, che hanno fatto un lavoro a parte, forse vengono da qualche acciacco fisico, forse hanno cominciato dopo la preparazione, fatto sta che sono anch'essi degli innesti importanti per la stagione, ma non ancora a disposizione. Non c'è fallo qui di riballo, allora occhio al break per i Neroverdi, la palla di San Severino per Caronia che va a puntare l'Inter, Caronia con destro a giro, Pimento si distende sulla sinistra e respinge, ha provato a far saltare in aria il Favazza, Angelo Caronia, ma il destro è rimasto un po' sotto e viene respinto da Valerio Pimento. La sinistra da aspettare ambulanza magari per un controllo, anche molto caldo, quindi
non è una cosa scontata. La Vardera, pallone messo fuori da 30 Coste, corre Velardi che va a disturbare Di Mercurio che vuole andare dietro da Grillo. Che va a lungo a cercare Maltese, palla invece troppo su 30 Costa che non è neanche pressato. Di Mercurio esce al blocco, trova Maltese con un po' di campo esterno dentro a cercare Caronia che taglia, è più veloce di Perricone! In qualche secondo la prima firma nero-verde per Caronia dopo l'assist arriva anche la prima firma parte di Caudace per Angela Caronia e i nero-verdi pensa bene nel momento più complicato della gara tornano avanti 2-1 proprio come la stella l'uomo più attento Angela Caronia 2-1 nuovo vantaggio la Stella pensa bene taglio perfetto per Ricone si è perso il taglio chiama il pubblico maltese grande palla movimento di Caronia per il disorientato a Caronia poi calcio a porta incrociata ha riportato i soldi no adesso c'è cooling break quindi prima era un cooling break improvvisato, si va a riposo ma si va a riposo con un altro risultato che è cambiato 2 volte nel giro di 10 minuti perché era arrivato il pareggio del Montelepre ma l'ottima risposta da parte del Partinico Codace effettivamente le pedine che aveva mosso pensa bene hanno funzionato perché ha tolto un esterno in rogo come Rosone, ha messo il ribaudo a centrocampo per dare anche più fisicità, ha alzato prima Streberger poi la Vardera e di fatto da una situazione sempre di palla lunga è nato il 2-1 di Caronia, assist e gol all'esordio in maglia nero-verde, non male come presentazione ma diciamo che un giocatore del suo calibro è anche abituato a questa cosa. Asci, vieni qua, compagno. Asci. Continua a incitare il pubblico Maltese e Caronia. Partito Codace è tornato avanti quindi e adesso entriamo nel quarto d'ora finale di partita qui al Favazza. Il Partito Codace che è tornato avanti dopo il pareggio trovato dal Montelepre con Claudio Velardi. Eccolo Velardi. Adesso si è messo a 3 il Partito Codace dietro perché vedo Mercurio che è proprio in mezzo ai due centrali ad Amico e Martignetti con Zerillo a tutto campo a sinistra e la Vardera a fare il quinto, quindi di fatto la Vardera è passata a destra ma non da esterno alto nel tridente ma da quinto, mentre ancora qualche disordine fra Linner e Kevin Ribaudo. Arriva l'arbitro, arriva Sanseverino, calcio punizione per il Montelepre.
Sul pallone Gabriel Alves, che ormai ha preso l'incarico di tutte le palline attive del Montelepre, calci d'angolo, punizioni. Il motivo è facile, un piede delizioso. Tutti su del Montelepre, rimane dietro solo Gambino. Palla a mancia di Gabriel Alves, dentro la di rigore! L'ha toccata Linner sul secondo palo. Si accartoccia Polizzi, che ritrova il pallone lì. Veri Polizzi, lunghissimo, troppo lunghi, in primi per Zerio che si è proposto. Adesso è un 3-5-2 di fatto quello del Partinico Dace, perché Caronia, se vedete, non è più largo a sinistra ma è davanti con Maltesi, in zona più centrale, quindi la Vardera come quinto a destra, Zerio come quinto a sinistra. E Di Mercurio addirittura da libero, quello che una volta si chiamava libero. La Vardera arriva su questo lancio, Streberger. Fisicamente, atleticamente Streberger sta bene, quasi non sembra stanco nonostante il caldo. Ha fatto una grandissima partita. Lindner si avvicina agli scalchi, che scambia di posizione con Gambino, arriva a chiudere. Velardi, scarico così, non può arrivare Gambino, rimessa nero verde, che adesso anche preso coraggio anche dopo il 2-1. Con le mani Zerillo, di testa Gambino sopra Caronia, Alves butta a terra da Sanseverino, poi si allacciano i due. Tutto ok per l'ex Palermo Calcio. 3 presenze in Serie A, numero di Trentacoste che elude la pressione di ribaudo. Maltese, il pallone è buono, sombrero su fatta, ancora Maltese, vincolata al piede, poi calcione di Alves, posizione portata a casa Tocco Maltese, l'ennesimo. Resta anche fatta, si peneggia anche lui, già al taschino, ammonito anche il capitano giallorossi. Non è d'accordo con la decisione dell'arbitro. Adesso è un momento di gara in cui magari arriva qualche fallo in più, la partita diventa più maschia e sale anche il nervosismo. Ricordiamo che però 16esimi che prevedono il doppio scontro, quindi c'è ancora la possibilità di rimontare tutto per il Montelepre, se dovesse chiudersi così. D'amico per Streberger, che prende campo, passa ancora in mezzo a due, salta il terzo, Streberger fa tutto lui, poi scarico sulla Vardera che va al cross basso, che viene murato da Zambito, poi campanile altissimo, Chimento e ce la blocca. Poi rinvio lungo a cercare Velardi, occhio perché Di Mercurio in difficoltà, Velardi ci crede, tocca lui, è scivolato Di Mercurio, Velardi si accontenta del calcio d'angolo sul tocco di Mercurio. E poi bello il 5 fra i due dopo questo duello. Arrivano i cambi per il Montelepre. È pronto Fruci, che però deve cambiare la maglia ancora al posto di Zambito, che ho visto già è fuori, e poi fuori Gambino, dentro il numero 34 Gasparesino, 2008, un altro giovanissimo settore giovanile Montelepre. Gasparesino più Giuseppe Fruci in campo con il numero 35, che subito va a saltare in area di rigore. Va Alves dalla bandiera, palla verso Trentacoste, poi colpo di testa per Ricone sinistro.
smorzato e facile per Polizia. Mantiene la linea a 4, Gasparesino, calcio d'angolo. Su questo errore c'è calcio d'angolo con Polizzi che mi fa l'entrata al braccio. C'è stata una segnalazione dell'assistente, forse sulla palla bloccata Polizzi era già uscito il pallone, quindi calcio d'angolo per il Montelepre. Ho capito se la palla era uscita palla messa a terra da Polizio su un errore. Alves in mezzo, 30 Coste va di testa, allora allontanato, Maniscalchi lo controlla, prova ad alimentare l'azione, poi sbaglia il tocco per Alves e palla che esce in out a fare partire coda, che adesso di fretta ovviamente non ne ha. Martignetti passa al 3 maltese, vanno in 2 addirittura il Montelepre, poi Streberger, Iva Lavardera in appoggio Sanseverino, pennella dentro per Maltese di testa, qualche rischio per l'Inner, arriva comunque Chimento, Sino la vuole fatta, lo ottiene, l'Inner in verticale, Alves a lottare con Martignetti, la palla è ancora buona per il brasiliano, ancora Alves, tocco di Martignetti e poi copertura di Ribodo che è entrato bene in partita a fare un lavoro sporco. Sanseverino, Streberger, un po' di campo, zona tiro per lo statunitense che invece apre per Lavardera, la chiusura da parte di Fruci che adesso sta giocando tutto a sinistra, di fatto avanti a 30 Coste, ancora Partinico Audace però, Caronia, Lavardera, movimento il numero 10 servito, deve lottare con 30 Coste che non vuole farlo si gira comunque Angelo Caronia, l'obiettivo è quello di portare a casa un calcio d'angolo, ma guarda che passa sotto le gambe di 30 Coste, allora Montelepre che prova ad andare, testa di D'Amico e poi di Mercurio come può, Ribaudo attaccato da Alves, rimane solido, Ribaudo esterno ad aprire su Zerillo, come è entrato bene in partita Kevin Ribaudo, poi fatta ripulire questo pallone dietro a Chimento, 5 da giocare più recupero e il Montelepre adesso deve accelerare perché non vuole aspettare il ritorno. Fruci, adesso un esterno più di qualità, Fruci attaccato a Streberger, porta a casa la posizione. Fatta, apertura totale su Sino, Maniscalchi lì vicino, palla per Cerniglia, Maniscalchi, però ancora Cerniglia, palla lunga e Cerniglia, un po' controllato. Altri 2 cambi per il Montelepre e uno anche per il Partinico Audace. Pronto Alfano a fare il suo ingresso in campo per i neroverdi. Vediamo invece chi mette in campo il Montelepre. Esce Caronia che si prende quasi la standing ovation del pubblico dentro Alessio Alfano. È uscito Cerni invece per il Montelepre per far spazio a Castigliola. Spazio a Giovanni Castigliola con la 22, anche lui un centrocampista e dentro anche sempre per le fila giallorosse. Numero 23 Mattia Picataggi. Quindi Picataggi e Castigliola in campo. È uscito Maniscalchi, stanchissimo, era calato anche lui da un po'. Alfano invece dentro per Caronia per questi 3,5 da giocare, 37-38 fuori, dentro Picataggi e Castigliola e Alfano per i neroverdi che sovraccoppa con Maltese.
Seconda punta. Adesso Alfano. Ecco Alfano. Va a lottare con Lindner e gioca bene il suo primo pallone. Ancora Alfano, prova a incunearsi in mezzo a due, passa ancora Alfano, con il palo Alfano, ha fatto tutto benissimo, porta a casa un calcio d'angolo. Che presentazione in campo. Poi di Alessio Alfano un altro dei nuovi acquisti, ma non ha guadagnato Cacciango alla fine, ma si è messo al fondo. Però che giocata, Alessio Alfano è entrato motivatissimo in campo. Trenta Coste, Castigliola, Streberger va a chiudere, palla però ancora disponibile per Fruci, che però perde metri, prova a girarsi su Alfano che lo attacca, alla fine riesce a scaricare su Aldo Perricone, in difficoltà, deve regalare il rimesso. D'Amico parla con mister Pensabene vicino alla panchina. 88,5 sul cronometro. Lavardera, ne ancora percorre Lavardera che prova a passare su 30 Coste, poi è lui a toccare per ultimo. Palla che esce in alto, rimetterà dal fondo Chimento. Fatta con le ultime energie rimaste il Montelepre. 60 secondi poi il recupero. Alves prova ad allungare per Berardi, sono in due su di lui e il secondo è Sanseverino che porta via questo pallone. Ribaudo ha un po' di campo, arriva Zerillo che spinge, è fresco Zerillo che viene servito, va al cross col mancino per Ricone, mette fuori, poi Alves, lui è fresco ma Zerillo di più, non riesce a prendere scivolata, Alves passa, sta partendo Berardi, Sanseverino che ha fatto un secondo tempo di sacrificio, di rottura e di esperienza per tutto. Rinvio di polizia, entriamo nel recupero con un amico che chiede ai suoi di salire e di tenersi alti. Rinvio lunghissimo di Polizzi che viene controllato molto bene da Alessio Alfano. Dribbling su Sino, ancora Alfano, una miccia, ancora Alfano si accende contro tutti, cade in area, non c'è contato Balloso sul numero 18. Castigliola, anche lui fresco, può accelerare contro 2 contro 3. Sanseverino, insormontabile il suo tempo di numero 4, ha fatto una gran partita. Alfano, intervento di Linner che manda a quel paese Alfano, ma che credo sia uscito in calcio d'angolo, sì, come indica l'arbitro. Anzi no, rimessa a 3 comunque giallorossa. Sanseverino non vuole far passare questo pallone, lo gioca su Alfano, arriva Zerillo, Alfano preme il suo movimento, cross del 17 sul secondo palo, un po' di maltese, 30 Coste sì, che mette in calcio d'angolo per evitare l'intervento dall'altra parte della Vardera. Martinico Dauce che adesso la prende comodissima. Siamo nel recupero. Abbiamo visto la segnalazione di recupero. Siamo sui 4 minuti già. Teoricamente il primo è andato via. Arriva ovviamente Angelo D'Amico a saltare. Così la Vardera proprio verso D'Amico che non arriva. Dall'altra parte Alfano. Castigliola vuole andare su di lui a sfidarlo, così Alfano, basso, telefonato, messo fuori da Linner. Sanseverino ripropone ancora su Alfano, sta arrivando Ribaudo. Alfano 1 contro 1 che diventano 2, 3, ancora Alfano tutto lui, con lo scarico, Streberger, Chimento si allunga, palla ancora buona, maltese col cross, Alfano, lungo, allontana Perricone,
vuole chiudere il Partinico Dace, il Montelepre invece vuole provarci nonostante le energie sprecate, tanta stanchezza si vede per Yomi Giuseppe Guida, poi la Vardera. A proposito di energie, in questo caso non sprecate, Streberger lavora bene questo pallone, San Severino, occhio a rischio, Di Mercurio arriva prima e allontana più che può, Perricone la tiene viva, Fatta, allunga, occhio perché la palla è buona per Velardi, che però deve essere in fuorigioco. Polizzi gestisce e gioca su Martignetti, avanza Let's Athletic Club, ribaudo, Fatta arriva da dietro, strattonato, punizione conquistata da Fatta, che è l'ultima a mollare con quella fascia di capitano al braccio. Alves ha battuto subito su Trentacoste, Picataggi, Fatta, pennella dentro, poi interessante a cercare il movimento, a inserirsi nei rigori di Trentacoste, palla lunga e rinvio dal fondo. Adesso chiede calma Ribaudo, che siamo agli sgocci di questa gara, 93-10. Adesso il cronometro. L'andata dei sedicesimi di Coppa d'Eccellenza se la sta portando a casa il Partinico Dace, che però avrà una trasferta sicuramente ostica al ritorno a Montelepre. Castigliola, quando è in verticale da Velardi, la chiusura attenta di D'Amico. San Severino chiude il triangolo con la Vardera, cerca Alfano, intervento di Trentacose, ha fatto anche lui una buona partita. Sino, Alves torna al 34, non riesce ad andare in verticale il Montelepre, che gioca ancora all'indietro, un minuto probabilmente da giocare ancora. Picataggi, anzi Trentacoste, Perricone torna al numero 30, Alfano non lo molla, va in pressione, la palla passa, Castigliola, Picataggi si è chiuso tutto sulla catena di sinistra, avanza il 33 che mette il pallone dentro, prova ad arrivare Velardi, Di Mercurio con grande personalità, esce palla al piede e prova addirittura a sgassare contro Fatta che non segue, prova a stare dietro, Di Mercurio con la finta se ne va, pure su Sino, che interviene però sicuramente, arrivano gli applausi di Pensa Bene e di tutto lo staff e parti licenza, perché ha fatto 50 metri di palla al piede Nis Di Mercurio, conquistando metri e soprattutto una rimessa laterale che può significare parola fine sul match. Chiede di accelerare, detto di gara Zerillo. Alfano anticipato all'inner, forse ultimo pallone giocabile della gara, non c'è fallo su Streberger. Castigliola, Fatta, Streberger non lo molla, Fatta resiste, poi esterno giocabile verso Frusci, D'Amico con un intervento, ricacci in Montelepre ma non c'è più tempo, è finita. Alfavazza ha vinto il Partinico Dace, che si porta a casa l'andata dei sedicesimi di Coppa d'Eccellenza, lo fa per 2-1, non una partita facile, sofferta sicuramente, perché dopo l'1-0 nel primo tempo con il gran gol di Streberger su assist di Caronia, il Montelepre è entrato in campo nel secondo tempo con un grande approccio, pareggiando la partita al 66 grazie al gol di Claudio Velardi, ma poco dopo la reazione della squadra di Pensabene col gol di Caronia, che si è presentato alla grandissima gol e assist per portare a casa la prima vittoria per i neroverdi in questa stagione, anche se c'è il ritorno a Montelepre e il Montelepre oggi ha fatto le piedi, essere una squadra che non molla facilmente la presa. Grazie per l'ascolto da Figo Aldrella, alla prossima. Basket.